Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, quindi potete eventualmente intervenire. Però quanto hanno da raccontarci i nostri ospiti, in collaborazione naturalmente con Federcontribuenti, è molto molto importante. Il titolo è emblematico, la crisi economica c'è, continua a mordere, vedremo se i provvedimenti potranno servire, speriamo naturalmente che qualcosa giovino, ma l'importante è non cedere, non farsi prendere dal panico anche nelle situazioni più difficili. Purtroppo notizie anche di quest'oggi, di questi giorni, ci sono persone che hanno tentato il suicidio, per fortuna da persone vicinissime, da amici, sono stati salvati in tempo, invece c'è chi anche si è tolto la vita. Perché? Perché la situazione non è solo la situazione economica in sé per sé che crea il panico, l'angoscia, la disperazione, l'autocolpevolizzarsi di situazioni di cui in realtà non si è responsabile, anche se chi lavora in proprio, partita IVA, imprenditore o quant'altro, si sente responsabile, ma è tutto l'insieme della situazione che porta a sentirsi inadeguati, inadatti ad affrontare una certa situazione. E poi la famiglia in molti casi purtroppo viene meno. Non per cattiveria, ma perché si verificano dei meccanismi, dei disaccordi, delle tensioni, l'abbandono, il senso di vuoto totale e di isolamento. A questo si può portare assolutamente rimedio. Chi è in una situazione di depressione non ci crede, non vede soluzioni, in realtà le soluzioni ci sono. Bisogna naturalmente sapere che si vive in una società articolata, che bene o male, che ci si crede o no, si è nel primo mondo e che quindi esistono associazioni di volontariato, no profit, associazioni organizzate di consumatori, di utenti, eccetera, che si sono specializzate. La Regione Veneto stessa, ci sono gli articoli in quest'oggi sul giornale, che danno disponibilità di professionisti che possono aiutare sia concretamente, materialmente a risolvere i problemi e ad aggredire l'aggressore, attenzione, questa è un'altra cosa molto importante, sia psicologicamente a dare un supporto finché questo può servire, poi ognuno si è ristabilizzato e continua per la propria strada. Mai provocare danni a se stessi o men che meno alla propria famiglia. Questo è gravissimo, non fatelo. E continueremo sempre a dirlo. E allora con noi Loris Ravazzolo, artigiano, una testimonianza molto importante che ci fa piacere avere con noi. Poi abbiamo Paolo Cesari del Centro Studi Anticrisi, grazie, no, anzi grazie anche a lei di essere qui con noi, di supportarci in questo. Il vicepresidente degli psicologi del Veneto, Oscar Miotti, grazie anche a lei dottore, e Consuelo Rodriguez, responsabile del Dipartimento Preferisco Vivere. Buongiorno Elena. Buongiorno, ben arrivata. Non l'ho presentata per ultima per mancanza di rispetto, ma perché è proprio con lei che voglio incominciare. Perché i nostri telespettatori, magari se sono attenti, avranno notato che abbiamo un nuovo logo quest'oggi in trasmissione. Sempre Federcontribuenti si tratta, però ci racconti un po' l'albero della vita, che cosa rappresenta? Federcontribuenti sappiamo che è nata per dare sempre più voce giustamente al cittadino contribuente. Purtroppo con questa crisi economica o con questa speculazione politica, chiamiamola tale perché a onor del vero purtroppo si delinea sempre di più che i nostri politici poco ci aiutano, Federcontribuenti decide di scendere in campo aprendo un nuovo sportello, il Preferisco Vivere. Un nuovo sportello? Un nuovo quindi, sportello, si sta creando un'equipe di professionisti, come hai detto giustamente tu prima, per poter aiutare i nostri contribuenti che fanno tutto ciò che devono nei confronti dello Stato, non ricevono quello che è obbligo dello Stato fornire e purtroppo per varie vicissitudini vengono a trovarsi in quelle che sono delle spirali negative di depressione, di paura, di angoscia, di ansia, perché contro le banche, perché contro di qua, perché contro di là non ce la faccio, devo licenziare i miei dipendenti, come posso affrontare? Purtroppo a volte si arriva a gesti insani. Nel momento in cui si sa e Federcontribuente prende sempre più coscienza di questo, che questo fenomeno sta aumentando, si è deciso di creare un gruppo di psicologi professionisti, di analisti finanziari, consulenti tecnici bancari, avvocati professionisti, perché il contribuente sappia che contattando Federcontribuenti potrà ottenere, avere e trovare tutto quell'aiuto, quell'appoggio di, chiamiamoci anche nuovi amici, per far sì che si possa ritrovare la strada. È come l'albero o come il cuore che batte, che è il simbolo di vita per eccellenza, e l'albero vuole sempre andare verso il sole, verso la luce per continuare ad avere sempre più forza. Vogliamo continuare a vivere e ricordiamoci, nonostante tutto ciò di brutto che ci può capitare nella vita, il dono più grande che un uomo riceve è il dono della vita. Per cui sì, crisi economica, come possiamo vedere nel logo, sì, politica, banca, Equitalia e tutto quello che ci vogliamo mettere, però
fondamentale visualizziamo, fondamentale ricordiamo e impariamo che sono parte della vita. Sono aspetti che fanno parte della vita, non sono gli aspetti. Sono i valori fondamentali, sono il rispetto della vita, sono la nostra famiglia, sono l'amore, sono le cose primordiali, le cose più importanti. Dopo abbiamo a che fare con tutte queste cose. Ci possono creare problemi? Sì, verissimo, però possono essere anche ridimensionati, possono essere visualizzati in maniera vera e non con quel nero che ci fa vedere la paura e l'angoscia. Si può riuscire a trovare tramite persone validissime e competenti la soluzione per andare contro, come giustamente hai detto tu, a quell'aggressore che ci sta aggredendo un po' troppo e che invece è l'ora che venga aggredito. Centro studi anticrisi, che cosa fa un centro studi? Come si occupa, come può aiutare? Perché la domanda che poi molti si fanno è: ma come può aiutarmi? Tu non sai neanche che cosa sto affrontando io. Questa è un po' in generale la sensazione, quello che si diceva un po' fuori onda con lo psicologo. Quello vuole capire lo psicologo che non ha mai lavorato, tra virgolette, però chi vive una situazione di disagio questo va a pensare. Certo, materialmente il centro studi anticrisi nasce con l'intento di supportare il contribuente nell'opporsi a eventuali irregolarità o illeciti che gli istituti di credito possano aver compiuto. Questo può sembrare una cosa strana, ma nella realtà è la quotidianità che possano avvenire questi inconvenienti, chiamiamoli così. Quindi quello che proponiamo noi è sostanzialmente una valutazione di tutta la documentazione bancaria dei nostri associati, che possono essere dei mutui, dei finanziamenti, dei leasing, gli stessi conti corrente, al fine di evidenziare appunto queste irregolarità. Dopo, ovviamente, con uno staff consulenziale e affiancati ovviamente a dei legali competenti in materia, si portano avanti le contestazioni al fine di ottenere un giusto risarcimento. Questa è sostanzialmente l'attività che noi facciamo. Avete ottenuto dei risultati? Certo, abbiamo ottenuto assolutamente dei risultati e non è assolutamente un'attività facile questa, perché ovviamente gli istituti di credito sono dei veri e propri giganti, anche a livello legale possono permettersi i migliori avvocati e le migliori difese. Ciò non toglie che vi sia una legge che tutela appunto il cittadino e il contribuente. Questa legge va portata avanti e va assolutamente spalleggiata affinché appunto possa dare questi risultati attesi, insomma, quindi non deve essere soltanto una legge un po' così che brilla e non porta risultati, ma va appunto concretizzata con la professionalità che ciascuno di noi impiega e ci mette appunto in questa attività. Quali professionisti avete? Allora intanto io che mi occupo della parte di analisi appunto sugli estratti di conto bancari, mutui, leasing e via dicendo. Poi c'è il dottor Mandruzzato, che è un validissimo consulente, ormai affermato, insomma è conosciuto benissimo sia anche dalla controparte, dagli istituti di credito, che comunque è anche stimato dal punto di vista della professionalità. Dopo ovviamente abbiamo una serie di legali che ruotano intorno a noi e che via via vengono scelti appunto per portare avanti le cause di questi. Quindi sono professionisti insomma riconosciuti? Sì, assolutamente. C'è una garanzia, sì. Proprio questo è anche l'importante. Assolutamente sì, certo. Allora, io prima di passare a lei, perché lei mi dovrà proprio analizzare, vorrei iniziare con la nostra testimonianza, il racconto del signor Ravazzolo. Quindi ci racconti chi è lei, che cosa fa e poi vedremo invece l'aspetto, l'analisi e dopo vedremo anche il supporto che viene dato da uno psicologo. Io sono un artigiano, faccio l'autoriparatore, da oltre 30 anni ormai sono in età pensionabile, però non posso andare in pensione per le ovvie vicende e piano piano da una decina d'anni possiamo... Autonomo, lei è un artigiano autonomo. Da una decina d'anni piano piano il lavoro è calato, problemi familiari, che ci sono perché poi comincia a mancare una determinata economia nell'entourage familiare, perciò piano piano io mi sono svuotato. Ho sempre cercato di pagare tutti, pagare tutto e pagare soprattutto lo Stato. Questo Stato che non è mai sazio, è diventato una roba impossibile, a un certo punto ti impoverisci.
Questo impoverimento però non ti impoverisce solo economicamente, ti impoverisce anche nella volontà, perché incominci a guardarti attorno e magari tieni una bella facciata ma dietro non c'è niente. E piano piano arrivi a costruirti delle colpe. È colpa mia, sono io che ho sbagliato, ma se sono andato male qua, se sono andato male di là, se sono andato male dall'altra parte, è colpa mia. Lei aveva la famiglia o la famiglia? Io avevo una famiglia, fortunatamente una parte, diciamo, la mia famiglia si è allontanata, figli e moglie se ne sono andate. Però ho avuto la mia famiglia, mia madre, che è mancata tra l'altro l'anno scorso, e quando è mancata lei ho avuto ancora un tracollo, perché mi sono trovato ancora più solo di quello che ero, perché bene o male avevi questo aggancio, questa cosa. Poi ti trovi da solo e ti trovi a ragionare da solo. Ragionando da solo... Assolutizzando tutto. Certo, ma ti colpevolizzi sempre di più, ma sono io che sbaglio, arrivi a costruirti delle colpe fino alla disperazione. Che cosa c'è? Che io fortunatamente sono arrivato alla disperazione, fortunatamente 5 minuti prima ho avuto la ragione che mi ha detto ma che caso lo sto facendo? E ho cominciato a parlare, a urlare all'esterno i miei problemi, dovevo urlarli all'esterno e ho preso quello che io mi ero costruito, che non c'è problema, la faccio vedere, questa l'avevo costruita, questa è bella nuova, l'avevo presa, ecco, non appesa anche voi. e l'ho buttata via, perché mi sembra che sia inutile. Ho preso carta e penna e ho fatto una bella denuncia alla procura, dove ho denunciato lo Stato che mi è portato là, e lo Stato è già colpevole di un tentato suicidio, perché io se non sono arrivato là è perché ho avuto una ragione. Proprio per aiutare, che cosa le è balzato, che cosa l'ha aiutato in quel momento? In quel momento là mi hanno aiutato alcuni amici e ho preso questa qui, mi sono comprato la Costituzione italiana, che non ce la insegna nessuno. Me la sono letta e mi sono letto l'articolo 1 che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro. Mi sono guardato attorno, ma io non lavoro, mica colpa mia se non lavoro. E poi l'articolo 54 che dice che io pago se ho i soldi. Che dice le tasse le dobbiamo pagare in funzione alla proporzione che noi abbiamo un reddito. Se non ho il reddito non pago tasse, faccio a meno. Poi ci sarebbe un altro articolo, l'articolo 81, che dice che chi ci governa non dovrebbe far debiti, se non in casi eccezionali. Allora, se dico, ma se io sono pieno di debiti per colpa di chi li ha fatti, perché devo uccidermi io? No, io denuncio chi mi ha ucciso. Purtroppo noi artigiani, noi lavoriamo e non abbiamo il tempo e l'energia per andare fuori. Quando abbiamo la mente occupata nel nostro saper fare, perché io sono arrivato ad avere male i denti e non avere i soldi da andare dal dentista, mi sono tolto il dente. Mamma mia. Il dente me lo sono tolto con le mie mani, vuol dire che io con le mani so lavorare, ho la capacità di farlo, non mica. E allora dico, ma se siamo arrivati, se siamo capaci di far questo, noi continuiamo a far questo, però dobbiamo anche un attimino fermarci. Qualche 10 minuti dobbiamo dedicarli anche a noi. Se non ce la facciamo non è colpa nostra, se non c'è lavoro non è colpa nostra, se ci hanno riempito di materiale che viene dall'estero non è colpa nostra, se la nostra manodopera non è più competitiva all'estero non è colpa nostra, se noi non siamo più, non è colpa nostra, noi sappiamo fare le cose. È questo che m'ha spinto, non è assolutamente colpa mia, io ho fatto quello che dovevo fare. Facciamo un esempio, io sono in età pensionabile, ma perché io devo andare in pensione fra 2 anni? Dove sono i soldi? E il signor caro amato Beffera, dove li ha cacciati? Dove li hanno cacciati questi che dovevano amministrarci? È questo che io mi chiedo alla magistratura, invece di andare dietro le donnine dei Berlusconi o di chi sia, dovrebbe un attimino andare a colpire questi personaggi, a cercare di capire dove hanno portato questi soldi. La magistratura va in cerca di un sacco di puttanate, ma andiamo sul concreto, andiamo a trovare queste persone che ci costringono a determinati
a determinate situazioni. Io non lo so, poi non sono un psicologo, però sono uno legato ancora ai poteri della terra. Più saggezza e meno sapienza. Ecco, allora per fortuna lei ha reagito anche bene e quindi quello è l'auspicio che facciano molte persone, come vedete meglio sfogare fuori che non sfogare dentro, semplicizzando al massimo. Volevo chiederle questo, adesso lei in un momento quindi di ripresa psicologica se non altro, sì. A che cosa si sta agganciando? Quindi che supporto ha anche avuto, se c'è stato con associazioni eccetera, proprio per spiegare che tipo di strada lei ha percorso? Ma io adesso mi sto un attimino arrangiando, sono da solo. Non ha più dipendenti, lei ne non aveva... ho più dipendenti, sono arrivato a 7, adesso sono da solo, completamente solo. Continua a fare il suo lavoro? Continuo a fare il mio lavoro, lavoricchio. Giustamente le banche non mi dà credito, nessuno mi dà credito, perché qual è il problema? Il problema è che nessuno ti dà più credito, nessuno ti fa più niente, sei nessuno. Sei nessuno, ma come? Ma se fino a ieri quando venivo in banca mi stendevano il tappeto rosso, adesso perché sono sempre io. Ho consumato dei beni che mio padre mi aveva lasciato, delle cose mie le ho consumate, adesso sono rimasto praticamente proprietario finché l'Equitalia me lo lascerà della macchina, di quale non pago il bollo. Non lo pago perché l'articolo 54 dice se lo schegli pago, se no no. E quel giorno che verranno a pignorarmi la macchina, chi mi pignorà la macchina verrà preso sotto. Perché è questo che dobbiamo fare, dobbiamo ribellarci anche in maniera, dico non è giusto, però a sto punto qua dobbiamo farlo in maniera violenta, come la storia ci insegna. Se andiamo a leggerci la storia ci insegna, dobbiamo fare la rivoluzione contro chi non ci sta dando le cose, pensano solo a pancia mia. Adesso hanno mischiato le carte, si sempre Eurica Magna. E non cambia assolutamente niente. No. Che tipo di aiuto alla situazione che ha reagito anche, per fortuna, ha reagito anche bene, in modo propositivo? Si è arrivati a far sì che Loris non facesse il gesto insano, sta recuperando con una forza eccezionale, è un piacere sentir parlare che c'è una forza immensa della voglia di andare contro appunto questo oppressore. Lo state supportando? Adesso ci saranno tutti quanti gli aiuti di causa, tutte quante le analisi di tutte le carte che Loris ci vorrà portare per poter vedere, come stiamo già facendo anche con altri imprenditori che si sono resi conto o sai anche sentendo alcune voci, alcune trasmissioni ti viene da dire aspetta un attimo, faccio analizzare comunque i miei conti per vedere che cosa sta succedendo, poi magari ci si rende conto che non c'è proprio usura, non c'è anatocismo, però almeno a quel punto hai, tra virgolette, per quella sezione un po' il cuore in pace. Nel momento in cui viene riscontrato, ovviamente lì la squadra prende le mani piene, va avanti e fino alla fine, finché non ottiene il risultato che deve ottenere. Per cui nel momento, nel preciso momento in cui ci vengono portate le carte, si viene contattati o cosa, partono tutti quanti. Si sta ancora formando completamente, però nel momento in cui qualcuno entra dentro e dice guardate è così, benissimo, analizziamo la situazione, vediamo a che punto siamo messi, vediamo di partire e di muoverci in merito. Ecco, questo è molto importante, cioè sentire un supporto. Diciamo che c'è una nuova famiglia che si viene a creare, perché purtroppo è bruttissimo. E io poi sono mamma, sono anche stata moglie, per me è una cosa inconcepibile che nel momento in cui mio marito si viene a trovare, oltretutto poi dico non è neanche assolutamente capacità sua, è l'incapacità totale dello Stato che ti ha portato a questa situazione. Io personalmente ovviamente lo sopporterei fino alla fine, anzi vado a fare la rivoluzione con piacere con lui. E nell'eventualità in cui per altri X motivi questo purtroppo succede, diciamo che oltre alle mamme e alle famiglie proprio di prima parte c'è la nuova famiglia del Federe Contribuenti che ci si stringe intorno, si aiuta come degli amici, perché ovviamente dopo si instaura un rapporto di amicizia, a quel punto tutti insieme si va contro a chi si deve andare contro e si aiuta questa persona per riprendere la totale volontà di vita, come ha fatto per fortuna il nostro Loris. Assolutamente. Il rapporto con la famiglia, secondo lei, che è quello anche che è il primo presupposto di stabilità, si compromette, ha fatto un'analisi per quale ragione si va a compromettere, perché non è che è successo a lei, ma si verifica in tantissimi casi. Allora, veramente. si va a compromettere perché manca la serenità. Manca la serenità. Quindi c'è anche un'aggressività che si diventa aggressivi, e quando si diventa aggressivi, prima si diventa aggressivi con la famiglia e dopo si diventa aggressivi con se stessi. Con se stessi. Invece di esternare l'aggressione contro chi è l'aggressore. Certo. Perché abbiamo paura, perché non sappiamo, perché nessuno ci supporta.
ti trovi solo, dici ma tutti ti danno addosso, perché se è la banca ti dà la banca, se è lo Stato ti dà lo Stato, e poi ti arrivano tutti devi sempre dire signor sì. No, io ho imparato, quando vado negli uffici pubblici, è quello che sta di là che deve dire a me signor sì, perché sono io che gli do da lavorare. Perciò come un cliente quando viene da me mi dice buongiorno, devo fare questo e io servo il cliente, come si diceva prima, faccio servo suo al cliente, oggi quello lì, io sono un cliente dello Stato, perciò lo Stato e chi sta di là deve rispettarmi, prima come persona, poi come sovrano cittadino di questo paese. Però da soli ce la facciamo. Per fortuna io spero che questa iniziativa abbia veramente successo e spero che ci siano molti imprenditori che ascoltano questa trasmissione, perché è un messaggio che deve essere divulgato, invece di divulgare se Berlusconi se andà a Rubi o non se andà a Rubi. Sono queste le cose che vanno parlate, che a noi non me ne frega proprio niente. E poi magari non c'è l'imprenditore direttamente, chiedo scusa se mi permetto, ma c'è l'amico, c'è il familiare, c'è il conoscente che viene a sapere questo, che sa la situazione di quello, per cui, sai che, per cui anche quella persona che ormai nella spirale di emozioni negativa non si sapeva muovere, sa che c'è la possibilità di potersi muovere. Lei si pensi di trovarsi, ok, alla sera con 2 euro in tasca e domani io devo andare a prendere della merce per lavorare, articolo 1 della Costituzione, e non ho i soldi per andare, non ho nessuno che mi dà una mano. Purtroppo, sì, infatti. Allora, questo è un caso frequentissimo, è una cosa allucinante tra le altre io cose. ho lavoro, non sono in grado di lavorare perché non ho 1 euro in tasca per poter andare, e non c'è nessuno, perché sono un appestato, che ti dà una mano. Ecco, tra l'altro lei ha detto una cosa molto importante, lei ha detto mi sento un appestato, ecco il senso proprio di sentirsi appestati quando si perde un'occupazione, un lavoro, quando si perde la clientela, chi fornisce il lavoro, che è un'altra sensazione estremamente triste, spiacevole e acuisce il senso di abbandono. Quanti elementi le abbiamo dato, dottore, vero? Adesso andiamo ad analizzarli dopo la pubblicità, tra poco.